Durante la rassegna fieristica Coinè, il tavolo di coordinamento formato da Confartigianato, Ufficio Beni Culturali e Ecclesiastici della Diocesi di Vicenza, Engim Veneto, Fondazione Villa Fabris di Thiene e il settimanale diocesano La Voce dei Berici ha proposto un nuovo convegno per richiamare l'attenzione sulla necessità di risorse per la salvaguardia degli edifici di culto e delle opere di valore artistico che ospitano. Le chiese dei nostri paesi e delle nostre città, un patrimonio per tutti. Il titolo del convegno promosso nell'ambito di Coinè, alla Fiera di Vicenza, suona già come un richiamo a non trascurare le opere artistiche di cui l'Italia è straordinariamente ricca, ad avvertire l'obbligo di esserne premurosi custodi. Perché dobbiamo guardare alle chiese anche come scrigni che contengono tesori artistici unici al mondo, luoghi certamente di preghiera, ma anche di grande fascino e interesse per il turista. Ricercare nuovi strumenti finanziari in grado di rispondere agli innumerevoli interventi necessari per non disperdere questo patrimonio è l'obiettivo che ha portato alla costituzione del tavolo di coordinamento per la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto, organismo formato dalla Confartigianato provinciale e regionale, l'Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Vicenza, Engim Veneto, Fondazione Villa Fabris di Thiene e il settimanale La Voce dei Berici. Insieme da tempo chiedono il rifinanziamento della legge regionale 44 dell'87 che destina contributi al riguardo, ma che da oltre un decennio non è più rifinanziata. E un'altra battaglia riguarda l'Art Bonus. L'Art Bonus è uno strumento che ha avuto risultati importanti, il cui pregio principale è orientare risorse provenienti da soggetti sostanzialmente privati verso il sostegno di beni culturali prevalentemente oggi di natura pubblica, ma in prospettiva anche probabilmente di beni ecclesiastici. Vi è difatti la richiesta che l'Art Bonus, che prevede benefici fiscali per chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico, più di 35 milioni di euro già raccolti in Veneto, venga esteso anche alle donazioni per la salvaguardia dei beni ecclesiastici. L'Art Bonus è uno strumento fiscale che si è dimostrato straordinariamente importante e interessante per la tutela del patrimonio culturale italiano, per cui estenderlo ai beni ecclesiastici è sicuramente una questione di primaria importanza che valuteremo, io auspico, con l'appoggio di tutte le forze politiche. Chi deve affrontare complessità di gestione normativa e difficoltà dovute alla ristrettezza di risorse ripone grandi aspettative sull'estensione dell'Art Bonus, come Don Gianmatteo Caputo, incaricato unico triveneto per i beni culturali ecclesiastici. Io spesso ho trovato anche nella mia attività la disponibilità economica di molti privati che però proprio di fronte all'impossibilità di usufruire, di avere il vantaggio economico, di poter investire in restauri e in risanamenti che in qualche modo diventavano poi beneficio della collettività, si tiravano indietro proprio perché i criteri e le regole che presiedono all'Art Bonus non sono applicabili per i beni ecclesiastici. Ma poi c'è un altro fatto molto importante, che è quello che riguarda soprattutto la manutenzione ordinaria. Lì non possiamo più parlare di Art Bonus, però lì c'è una fascia di attività, di servizi che soprattutto la Confartigianato potrebbe sostenere in maniera diversa se ci fossero le risorse che consentono di mettere in moto un meccanismo che previene addirittura il restauro. Quando si parla di collaborazione da parte di Confartigianato, cosa pensate? Alle botteghe scuola? Certo, quella per esempio è una delle strade sicuramente, perché di fatto la possibilità di far apprendere sul campo un lavoro, soprattutto alle generazioni più giovani, è sicuramente un'occasione straordinaria. Degli ottimi risultati ottenuti proprio attraverso i cantieri scuola parlano diverse iniziative promosse da Confartigianato anche attraverso la scuola di restauro di Villa Fabris. Una disponibilità e una sensibilità che oggi vengono chieste agli amministratori pubblici per il reperimento delle indispensabili e urgenti risorse finanziarie. Lo vediamo in un'ottica in qualche maniera non solo di sostegno ma anche di valorizzazione delle nostre risorse in quanto imprese, quindi in questa filiera noi abbiamo parte attiva e non solo
in qualche maniera di sostegno, ma è anche un nostro interesse che la comunità, e noi ci sentiamo all'interno della comunità, si faccia carico di questo patrimonio.